Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come sapete l'uragano Dorian sta continuando questa sua lunghissima corsa. Adesso, nelle prossime ore, anzi nel weekend, arriverà in Canada colpendo in pieno la Nuova Scozia, poi l'isola del Principe Edoardo e infine domenica 8 settembre anche Terranova. Già lunedì 9 settembre, l'uragano, ragazzi, attraverserà l'Oceano Atlantico e raggiungerà purtroppo l'Europa. L'ammento più o meno, diciamo, il lato più meridionale della Groenlandia, diciamo, dove sicuramente si verificheranno forti piogge e depressioni comunque, rimarrà intenso anche sul mare del nord tra Islanda e Regno Unito. Comunque le ripercussioni saranno importanti su tutto il continente europeo e quindi anche sul Mediterraneo centrale e quindi sull'Italia. Quindi aspettiamoci fortissimo maltempo tra mercoledì 11 e venerdì 13 settembre perché anche l'Italia sarà colpita da una violenta ondata di maltempo causata, diciamo, dalle forti correnti dell'uragano Dorian che sta perdendo la sua potenza. In effetti dovrebbe essere così, però non si sa ancora, ragazzi. Può darsi pure che attraversando l'oceano si rinforzi, quindi adesso non si sa, la previsione come regola dovrebbe declassarsi, quindi arrivare qua in Italia, diciamo sopra il Regno Unito e quindi poi sul Mediterraneo come tempesta tropicale. Però non è detto ancora, diciamo al 100%, ragazzi. Quindi diciamo che direttamente l'uragano non arriverà, perlomeno da quello che abbiamo ora come informazioni, non arriverà direttamente sull'Italia, ma la sua ripercussione sarà mostruosa a livello di maltempo nel nostro paese, quindi sarà semmai un rimbalzo di quello che è rimasto, però dobbiamo vedere se durante la sua traversata dell'oceano non migliori o declassi, quindi se aumenta di potenza ci sta pure il rischio che possa piombare, vabbè già piomberà in Europa in effetti, però dovrebbe arrivare tipo tempesta tropicale, quindi perdere di potenza. Però ripeto, dipende da che cosa troverà sul suo percorso, se si rafforzerà oppure no, poi dipende ragazzi, non è che loro dicono perderà potenza, però può anche acquistare potenza, poi dipende da tutto quello che incontrerà sulla via, depressioni, acqua calda, acqua fredda, poi è tutto un mistero. Quindi diciamo, secondo la logica, ragazzi, dovrebbe perdere potenza e arrivare una violenta ondata di maltempo provocato da un vuoto barico innescato appunto dalle intense e perturbate, diciamo, situazioni dell'uragano Dorian sul nord Europa. Quindi in effetti è una ripercussione che arriverà da noi, non arriverà direttamente l'uragano, questo è da premettere, però non è ancora dato per certo nulla, quindi dobbiamo vedere se questo declasserà, perché in effetti potrà anche aumentare, perché oramai ragazzi non dimentichiamoci, ha saltato Porto Rico, poi ha fatto tutto il giro, adesso sta arrivando in Europa, quindi ha fatto quasi un mezzo giro del mondo sto mostro, quindi è declassato, poi è aumentato di potenza, declassato, poi è aumentato di potenza, quindi c'è da aspettarsi, non dico tutto, ma quasi tutto, quindi non possiamo ancora dire. Allora, non dovrebbe arrivare direttamente come uragano, ma la sua ripercussione arriverà sull'Italia, capisci? Come diciamo, anche se starà lontano da noi, perché starà sopra il Regno Unito, la sua ripercussione arriverà su di noi, quindi con violenta ondata di maltempo. In effetti è come se fosse un riflesso, capisci? Ciao, Kai. Fa accorto che mi arriva l'uragano, ti prende l'uragano, Caino. A te e a bene. Quindi diciamo che arriverà in modo indiretto, no diretto, quindi non è che
arriva l'uragano, arriveranno i venti e diciamo il maltempo dell'uragano. Perlomeno se perde la potenza, poi è tutto da vedere ancora, quindi sta tutto ancora in gioco, poi dobbiamo vedere sì. In effetti, come si dice a Napoli, arriverà quello che è rimasto del maltempo qua. Poi comunque, sì, lo so, Vale, ma io scherzo, Valeria. Poi, giustamente, poi dobbiamo vedere se nella sua attraversata dell'oceano lui perda potenza, può darsi pure che acquisisce potenza. Se acquisisce potenza, ragazzi, questo può arrivare pure in Italia. Poi dipende tutto da come si evolverà la situazione. Cioè la situazione adesso, e noi facciamo questa statistica qua, quindi arriverà sopra l'Europa e la sua ripercussione arriverà pure in Italia. Se va tutto come stiamo dicendo ora, se poi ragazzi attraversa l'oceano e questo si rinforza, allora ragazzi le cose cambiano. Potrà arrivare pure in Europa, non più. Sì, sì, ma figurati. Valerio. Tipo scherzosa? No, scherzoso. Quindi diciamo che arriverà una sua cosa indiretta, non l'uragano, però molti siti meteo, io ho letto quelli là americani, invece quelli italiani dicono indiretto, invece quelli là americani dicono che può anche acquisire maggiore potenza e quindi arrivare anche sul lato nostro, diciamo in Europa. Poi ragazzi dipende dai tanti meteo, chi dice una cosa. Allora tutti quanti sono concordi che arriverà in Europa, quindi partiamo da questo. Poi c'è chi dice che perderà potenza, c'è chi dice che acquisterà maggior potenza, poi chi dice che non si sa che cosa può succedere, quindi diciamo è un casino ancora un poco, quindi comunque nella peggiore delle ipotesi ragazzi arriverà un violento maltempo causato dalle correnti di questo uragano, quindi diciamo se ci salviamo arriverà una bella tempesta, se poi peggiorerà allora ce la vedremo un po' più brutta, quindi è un po'. Ah, ok, potevi scrivere a maschile, vabbè Valeria, abbiamo capito. Quindi ragazzi non si sa ancora di preciso, allora in Europa arriva, però dobbiamo vedere come arriva. Tempesta tropicale, categoria 1, categoria 2, tipo scherzoso, ok, o cao, in spagnolo. Va bien, todo bien, o cao. Allora ragazzi, di certo arriverà, quindi mercoledì 11, venerdì 13, questo è sono i 3 giorni di maltempo che ci saranno grazie a questo uragano, di quello che è rimasto, partiamo da questo. Che poi si rinforza ragazzi, questo ancora non è dato da sapere, anche adesso dobbiamo, dopo aver colpito diciamo, perché poi l'ultima è diciamo il mare del nord, Islanda e Regno Unito e poi arriva l'oceano, qui tanto può declassare e tanto può peggiorare, poi dipende da quello che troverà ragazzi. Quindi se incontra, che ne so, acqua fredda, acqua calda, sì, in effetti dovrebbero arrivare gli avanzi qua, però se declassa, però se aumenta di potenza non arrivano più gli avanzi ma arriva Dorian vero e proprio, quindi speriamo che arrivino gli avanzi, cioè quello che è rimasto del famoso uragano, che poi dovrebbe arrivare tipo una tempesta tropicale qua, però ragazzi sta ancora a categoria 4, quindi era sceso a categoria 2. No, no, io non so poliglotta, io perché sono stato costretto, capisci? Al finale per lavoro ho dovuto imparare tutte queste lingue, ma non perché volevo, perché dovevo. Vabbè ragazzi, stasera più tardi faccio l'ultimo aggiornamento su Dorian con moglie a me e vediamo in che parte sta. Stasera faccio direttamente un video dove prenderò dal mio medio personale che ho comprato del 3 foto di 3 ore, di 3 giorni diversi, cioè stasera, domani e dopodomani, e vediamo in che parte più o meno sarà.
e poi le commenteremo insieme. Quindi verso le 10 stasera, l'ultima diciamo video che farò questa tipo diretta su Dorian e vediamo dove è diretto e in che parte e come sarà. Quindi no, no, passa da sopra, no, no, Elena, è come dicevi tu, passa da sopra. Sì, Rolando, sì, arriverà il come abbiamo detto noi in napoletano, le rimanenze, le rimasuglie in effetti, quindi, però non è detto, guarda Rolando, può darsi pure che questo intensifica, poi è tutto un mistero, partiamo da questo, io già l'ho detto. Quindi come regola passerà sopra la Sardegna, quindi la Sardegna non la tocca, perché salirà sul Regno Unito, quindi non passerà di lato, passerà da sopra. Però molti dicono che declassa, molti dicono che aumenta, poi dipende da che cosa incontrerà nell'oceano. Quindi speriamo, ma allora, comunque nella diciamo l'ipotesi purtroppo è che arriveranno gli avanzi. Sì, sì, sottoterra diciamo a cuore. No, il problema Angela è che se per strada incontrate perturbazioni, brava, il mare è ancora abbastanza caldo, questo aumento di potenza, questa è la mia paura, come hanno detto pure quelli là, i meteo americani, mentre i meteo italiani dicono di no, invece gli americani hanno detto no, vedete che il mare è ancora caldo da voi, quindi fate attenzione che può anche, ciao Alessandro, può anche salire di categoria, quindi diciamo che non sono tutti d'accordo su sta cosa, quindi ma allora nelle ipotesi più semplici arriverà una tempesta tropicale, cioè avanzi, poi dipenderà tutto ragazzi da come camminerate, che cosa incontrerà, come andrà a trovare maltempo, quindi ciao Massimo. Quindi è un casino a finale, non si sa come andrà. Dorian sta arrivando, sa. Mi raccomando, non che arrivi caffè e biscottini. Non lo so, qua facciamo solo il caffè a sud. Se stai al nord tu caffè, no, tè e biscottini. Io al massimo un caffè ci posso fare, le sa. Poi si viene la mattina, se viene a ora di pranzo allora il discorso cambia. Quindi se arriva apri la porta a Dorian, dici prego, chi siete, ti presenti e lo fai entrare. E l'uragano adesso sta arrivando in Europa e dicono che forse colpirà l'Italia, anche se in modo indiretto, in effetti, cioè di quello che è rimasto. No, 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 non mi permetto di togliere qualcosa a un amico, no, no. Sì, sì, nero bollente. Vabbè ragazzi, non è che colpirà l'Italia, vedi, sta salendo sopra, in effetti quello che arriverà in Italia saranno gli avanzi che saranno arrivati sopra l'Europa, in effetti sarà sopra l'Europa, non da noi. No, ma qua paura, Mauro. In effetti lui sale sopra la Sardegna, il lato di sopra. Quindi non a voi, come regola dovrebbe arrivare tipo tempesta tropicale, una tempesta normale. E quindi la sua forza che è rimasta porterà un maltempo generale su tutta l'Italia per 3 giorni. Questa è la previsione, ragazzi. Se si sconda con la Bora, allora sono amari, perché poi prende potenza e saranno tutti belli amari amari per tutti. Poi speriamo che non incontra nessuno, quindi è meglio. Perché poi si acchiappa tutto il maltempo che sta arrivando in Italia, perché poi in Italia ci sarà il maltempo. Bravo adesso. Quindi allora se ora trovo un maltempo ragazzi brutto e Dorian sta declassando e poi trovo una tempesta normale sulla sua strada, questo si rafforza. Si chiama la nuvola di Fantozzi. E guarda, tu hai capito da dove è partito? È partito che stava dietro Cuba. Vai sulla cartina, vedi Cuba e poi fatti tutto il giro dell'America, Canada, sali sopra, vedi quanti chilometri ha fatto sto mostro, diciamo,
di fatto, come ha detto lui, è difficile che uno arriva in Inghilterra, ma Massimo, da come stanno descrivendo la cosa, arriverà in Inghilterra, quindi sul Regno Unito arriverà e poi da noi ci sarà. Allora, dall'11 al 13 di settembre ci sarà questa ripercussione sull'Italia, perché dicono starà sul Regno Unito, quindi in Inghilterra, e quindi la sua rimanenza arriverà sull'Europa, e quindi siamo pure noi in mezzo. Quindi arrivare sul Regno Unito Massimo ci arriva. Per la prima volta, come si dice, non c'è mai limite a dire la prima volta arriverà comunque. Sul Regno Unito arriva, questo è confermato. Il problema tutti quanti ci stiamo chiedendo se arriva in Italia, questo è il problema, questo che ci stiamo chiedendo. Però dicono che arriverà in Inghilterra, perderà di potenza e da noi arriverà, diciamo, la rimanenza. Questo è quello che loro hanno detto, gli avanzi, sì, Marianna. Quindi speriamo che in Inghilterra, allora tra mercoledì 11 e venerdì 13, in effetti martedì 10 sarà sul Regno Unito, quindi dobbiamo vedere ragazzi giorno 10 che succede sul Regno Unito, in Inghilterra in effetti. Si deve vedere lì se perde la potenza, se poi lì non perde la potenza ragazzi, quelli del nord scendete tutto a sud. Sì, come regola sì, dovrebbe arrivare sotto forma di maltempo, in effetti quello che è rimasto. Quindi martedì 10 ragazzi ci sarà la tempesta tropicale sul Regno Unito. No, non come tempesta, in effetti come tempesta arriverà in Inghilterra. Poi qui dovrebbe arrivare gli avanzi, come li chiamano loro, quindi diciamo i resti, le chiamate dell'uragano Dorian sull'Europa. E vale, stai a posto tu. No, prende piglia le Alpi, mentre non piglia le Alpi, Lombardia e tutta voglia. Sì, sì. Allora stai a posto in Molise, sì, io in Campania pure. Male che va a scendere in Sicilia, male che vedo. Vabbè ragazzi, io stasera verso le 10, 10 e mezza più o meno faccio una diretta e faccio mettere 3 foto. Mauro, ma non ti preoccupare, non succede niente, questo sono 10, mo ti dico io, da 27 di agosto che sta camminando questo coso, quindi per forza deve fermarsi, non è eterno. Poi l'Italia è difficile, queste cose non arrivano, quindi figurati. Purtroppo queste sono tutte supposizioni che stanno facendo, ragazzi. No, ragazzi, allora arriverà maltempo in tutta l'Italia, ragazzi, non è che arriva l'uragano. Arriverà un po' di una tempesta normale come tutte le altre, solo che stavolta è dovuto agli effetti, diciamo, della rimanenza di questo uragano, ragazzi, questo è. Che poi allora noi martedì 10 vedremo come sarà la situazione. Adesso è inutile che ci agitiamo e diciamo così, così. Quando è martedì 10 vediamo in diretta insieme a me, facciamo sul canale una diretta di che sta, diciamo, in Inghilterra. Andremo direttamente in Inghilterra a vedere come sta l'uragano. Allora ragazzi, se vediamo nella foto, perché quello ci sta la foto in effetti quando io giro con il meteo e vediamo che quello sta ancora diciamo bello bello forte, allora ragazzi, diciamo ragazzi, qua dobbiamo fare un po' attenzione. Quindi aspettiamo martedì e poi ci diamo la zappa sui piedi stesso noi. Adesso è inutile dire, noi possiamo solo dire che arriverà una perturbazione dovuta all'uragano. Tutto qua. Poi vediamo martedì in Inghilterra come sarà. Sì, è come una onda d'urto che arriverà qua, come regola. Poi martedì 10 ragazzi ci regoliamo. No, guarda, no, perché la maggior parte a me mi viene da parlare a napolitano, però non posso perché in molti forse non mi capiscono, quindi se io comincio a parlare napolitano tu non mi capisci e nessuno mi fa, capisci? Vedi, già se parlo così molte persone non mi capiscono.
Se io dico che ne so, rimane, cominciamo a vedere, cioè domani cominciamo a vedere, cioè posso capire che alcune persone possono anche non capirmi. Allora cerco di parlare italiano, ma io lo so che sbaglio, ragazzi, non è che devo, a volte qualcuno mi scrive, ma non parli bene italiano. Ma ragazzi, io abituato qua a parlare 24 ore napoletano. Quando io cerco di fare la diretta e voglio parlare italiano, ragazzi, a me la verità non mi viene. Cioè, dico due o tre parole italiane, però poi mi scappa quella là, diciamo, napolitana, non ce la faccio. Cioè, dico tre parole italiane e poi sbaglio una, faccio mezzo italiano e mezzo napoletano. Ma questo lo so, l'ho sempre detto. Mi sono imparato di più a parlare in inglese e le altre lingue che l'italiano no. Quindi, ma perché? Perché qua comunque tu saluti a tutti quando io sto... Sì, vabbè, ma molti non capiscono Massimo al finale. Quindi quando io sto in strada, tutto a posto, sì, sì, vabbè, ci rimane, vabbè, saluti ma là. Cioè ne parliamo tutti i giorni così, ragazzi, 24 ore. Quando vado a casa da mamma, la sera, ma che hai fatto per cucinare? E papà è magnato, tutto, che Camillo che hai fatto è venuto. Cioè, vedi, è un dialetto, non dico difficile, purtroppo chi poi lo capisce, mi capisce che stavo dicendo. Però capisci, a volte qualcuno può dire ma io non capisco, allora mi scrivono sotto ai commenti. Sì, vabbè, ci sta chi lo capisce, eh. Vedi, Alessandro dice io non capisco. I suomi, sì, abbiamo parlato tipo Kitos, Kitos, Kitos significa grazie in Suomi, in effetti il finlandese. Poi ci sta il polacco che ho imparato, tipo jeden, svash, pięć, tięć, cioè 1, 2, 3, 4. Oppure che ne so, il polacco tu puoi dire insieme andiamo, insieme in ribe, andiamo a pescare. Un sacco di, diciamo, ma l'ho dovuto fare per lavoro, Massimo, alla fine, capisci? Invece il polacco l'ho imparato todo bien, sì, adesso perché sto con una ragazza cubana da 2 anni e quindi l'ho imparato io lo spagnolo e non lei, l'italiano, quindi sono stato costretto a imparare questo spagnolo. E vabbè, sono stato sposato con una ragazza polacca per 15 anni e quindi ho imparato il polacco. L'inglese l'abbiamo fatto per lavoro e le altre lingue lo stesso, quindi in effetti c'è un casino in testa che fa paura, quindi già a parlare italiano. Ma io hola, ¿cómo es? ¿Estás bien? ¿Tú? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola chica. Il russo sì, abbiamo imparato delle parole, ma tipo ma è arabo quasi, non si capisce mai bien. Sì, quindi diciamo il russo, ragazzi, il problema del russo e del polacco, ragazzi, è che è pieno di consonanti. Ad esempio, ti faccio la parola in polacco bardzo boli głowa, significa mal di testi, mal di testa. Eh, il francese l'abbiamo imparato stando in Francia, diciamo a Parigi e Marsiglia, quindi è molto più facile. Hola chica. Quindi diciamo che in Francia come ça va bien, très bien. Oppure in inglese quando ti domandavano quanto il parmesano 25 1 kg, cioè 25 euro al chilo. Dovrebbe arrivare quello che rimane, diciamo, di questo uragano, quindi una rimanenza, non proprio l'uragano, ragazzi. Quindi, ripeto, come regola, dall'11 al 13 settembre, Gabriele. Quindi penso che sia una rimanenza, quindi è fatta buono, non ti preoccupare, angarrato. Io invece faccio solo vai, come dici. Basta, la prossima volta ho detto trovo giapponese, lo giuro, stavolta mi imparo lo giapponese. Pure io adesso sono divorziata, adesso ho detto così stavolta, dopo se mi va male pure stavolta, ho detto stavolta è giapponese. Così non la capisco ragazzi. E perché? Perché così non la capisco Valeria. Ah, e così non possiamo bisticciare, capì?
No, e dico che hai detto, vabbè, lascia sta. No, io meno male mi sono salvata, Alessa perlomeno. Quindi ho fatto una separazione normale, quindi senza figli, normale, quindi ne ci salvate. Quindi è meglio state così forse, guarda. No Massimo, la giapponese no, non ce la faccio, la verità basta, mo. Ho fatto davvero tutto qua. E vabbè. Vale, tu sei sposato, Vale? Oh no. Il matrimonio è meraviglioso, sì, ma avrei sempre chi sta dall'altra parte. Sta gente che dice che è bella, gente che come me, come gli altri dicono che è brutto, quindi poi dipende dai punti di vista, di come è andata una persona, eh. Se a te è andata bene, allora ti dici è meraviglioso, poi è andata male e ti dici no, è male, vedi, vedi Alessandro, no, mi ha fregato, quindi vedi, Alessandro non credo che dica sia bene il matrimonio, come neanche io lo dico pure io, ho detto che non è per parte mia, ho detto, a volte è meglio stare soli. Hai fatto buono. Ma aspetta, Vale, quanti anni hai tu? Dobbiamo vedere pure l'età. Se mi dice 20 anni, allora è normale. Adesso tu quanti anni hai? Allora, io ho 43, ragazzi. Donata arriverà secondo le previsioni una rimanenza, non proprio l'uragano vero e proprio, eh. Non è calcolato che arriva l'uragano, quello che rimane dell'uragano. Alessandro 56. Dove è finito Caino e Abele? Signora Valeria, quanti anni? Ma no, perché lo so che non si domanda, però è per gusto per vedere. Se mi dici 20 anni, dico è normale. E lo so che non si chiede l'età, ma allora come faccio a dirti che tu dici che il matrimonio è bello? Se ad esempio se hai 40 anni, dico allora forse ha passato l'età che non si vuole sposare più. Vedi, la signora dice 42 anni, eppure è donna. Vedi, tutti quanti dicono l'età, che c'entra alle donne non si chiede l'età, lo so, però per darti una risposta perché tu dici che è bello il matrimonio, se c'hai 20 anni è normale che tu dici così. Se poi c'hai 40 anni e mi dici che il matrimonio è bello, io ti dirò perché non ti sposato allora. O no? Ragazzi, a febbraio, io allora ragazzi, sì, stiamo dall'avvocato qua. Allora, io il 14 febbraio a San Valentino faccio 44, quindi diciamo la festa degli innamorati. Quindi il 14 febbraio sono 44, mi sono fatto vecchio veramente. E Alessa, se tu invece tu che vuoi, hai 56 anni, che vuoi? Vabbè, quello dipende dalla testa, poi io ho 43 anni e mi pare sempre che ho 18 anni, ho sempre la testa a 18 anni, mi ci bloccato. Mia mamma mi dice tu ti hai fermato a 18 anni. Guarda, ti dico la verità, io quello che facevo a 18 anni lo faccio pure mo a 43, quindi, ma in tutto e per tutto, quindi non mi sento, sì, nella carta di identità c'è, avrò pure 43 anni, però io la verità non me li sento, la verità proprio. Ah, capo è sempre che di 18 anni. Quindi diciamo che è la testa che è giovane ancora a me. Quindi poi dipende uno da come la prende la vita, quindi anche se giustamente le sofferenze ci stanno, però purtroppo anche quelle fanno parte del gioco e quindi allora per martedì starà sul Regno Unito, quindi in Inghilterra. Poi tra mercoledì e venerdì arriverà una rimanenza in Italia di questo famoso uragano, se si declassa, quindi diciamo dobbiamo ancora vedere come andrà a finire, perlomeno come sta ora la situazione dovrebbe perdere la potenza, declassarsi a tempesta tropicale sul Regno Unito e poi qua arriva qualche giustamente la ripercussione, quindi poi bisogna vedere ragazzi, quindi è inutile che diciamo oh,
arriva, non arriva, arrivare arriva qualche cosa. Caino, allora tu o sei troppo giovane o sei troppo grosso. Ma io tengo 43 anni, a me non me li danno 43 anni. A me se non fosse che per la pancia starei a posto. Mi capi Massimo, a me quello che mi inguaia è la pancia. Purtroppo qua il cibo è tipo una tournée. Di solito a nord tu vai, a nord massimo tè, biscottini. Qua se vai a casa di qualcuno la sera, qua dei biscottini, qua c'ho spaghetti, vongole, spaghetti che la carne a macinare. Cioè al finale qua non è che vai a casa di uno e ti fanno il caffè, ti fanno queste cose. No, ma quando mai? Ad esempio se adesso fra io un'ora vado da mio fratello, allora si mangia ragazzi, quindi è così. Un'altra cosa ragazzi, che io sono stato in Russia e in Polonia e vi posso dire che là si ingrassa di brutto ragazzi, perché in Russia e in Polonia hanno sta mentalità da pazzi. Figurate, ma c'è là. Allora dovrei essere ragazzi una donna matura, io dico la seconda. No, matura, più o meno, secondo me la stessa mia età più o meno. 40, 41, più o meno da qua. 35, 40, più o meno a qua. Allora quando vai nei paesi dell'est ragazzi, ogni casa che voi andate dovete mangiare e bere. Quindi se vai in una casa russa, ogni casa che vai è perché la tradizione è così. Tu vai a trovare una zia tua, una zia di tua che ti sei sposato una russa. Vai a trovare sua zia, ti mettono la tavola. Ciao Alessandro, dopo 10 minuti vai a trovare un'altra, la sorella, ti mettono la tavola. E tu devi prenderti qualche cosa per... No, no, quindi mettono proprio la tavola. Quando tu arrivi non è che ti dicono il caffè, no, no, mettono la tavola. Quindi preparano proprio. Sì, Massimo, ma ogni volta che vai, a parte che devi fare queste cicchettine di vodka liscia. Quindi io ti parlo di 20 anni fa, la prima volta che sono andate lì, sono tornato a casa ubriaco proprio, perché tra cicchettini e mangiare non ci ho capito più nulla. Ho detto io non vengo a trovare più a nessuno, partiamo da questo. No, no, da nulla, l'ho detto così, no. Non è che me lo sento, questa è la cosa, secondo me me lo sento da come scrivi, da come fai, non mi pare una ragazzina di 20 anni, poi posso pure sbagliare, da modo come scrivi, come hai sempre scritto, l'impressione è che tu sia una da 35, 41, 42 anni, più o meno questa età qua. Sa, una ragazzina scrive diversamente, una di 20 anni, di 2 anni, poi posso pure sbagliare, però secondo me è così, non lo so. E a pelle, come si dice, quando una cosa tu ti viene spontanea a pelle. È come quando vedi una persona che ti piace a pelle e quando non dici non mi piace questo, è uguale, è la stessa cosa. E vabbè, intuite cose, ma comunque così più o meno. Vabbè ragazzi, vi saluto, ma che fanno bello caffè pure io. Bello nero bollente, capere capere. E ci sentiamo più dopo, vediamo Dorian dove è andato a finire. Alessandro, per Dorian, che si arriva, poi dopo si arrabbia. Ciao Valeria, ciao a tutti ragazzi, ciao Marianna, ci sentiamo dopo ragazzi, ciao a tutti, ciao Massimo.